Euroregione News. Gente in cantina o cantine dalla gente? Calici di Stelle 2019, il 9 e 10 agosto a Grado, l'11 e 12 agosto ad Aquileia. Dopo il successo ripetuto ogni anno con sempre più presenze di cantine aperte, il Movimento Turismo del Vino ritorna con un altro grande appuntamento che, invertendo le posizioni, porta le cantine del Friuli Venezia Giulia tra la gente. A Grado l'evento sarà ospitato in Diga Nazario Sauro e Giardini Palatucci venerdì 9 e sabato 10 agosto dalle 20 alle 24, mentre ad Aquileia l'appuntamento è domenica 11 e lunedì 12 dalle 19.30 alle 24 in Piazza Capitolo ai piedi della bellissima basilica. Con Massimo Del Mestre e Chiara Tuppi abbiamo incontrato alcuni vignaioli e visitato le loro aziende durante cantine aperte. Eccoci qua, partiti, siamo a Cantine Aperte, siamo alla prima cantina, io almeno, ad Emilio Bulfon, nella zona siamo a Pinzano Tagliamento, qui a Valeriano di Pinzano per la precisione, attenzione, e siamo con Emilio Bulfon, il fondatore di questa azienda che da sempre, si può dire, punta sull'enoturismo e punta su cantine aperte. Cosa ci racconti? Cosa pensi? Ma per noi è importante fare cantine aperte anche perché tu valorizzi il territorio, no? Quindi noi ci crediamo in questo e per esempio ieri abbiamo avuto, che era sabato, abbiamo avuto americani, austriaci, più di 100-150 persone che ci hanno praticamente spiazzato un po', che non eravamo preparati. Oggi qua vedo che è già pieno la cantina, quindi mi fa piacere. Ecco, questo è quello che sta accadendo con questo prodotto turistico, sempre di più il concetto del B2C, il concetto di emozionare il cliente sta diventando un concetto fondamentale per la produzione del mondo vitivinicolo. Abbiamo anche Lorenzo che in poche parole è il comunicatore, colui che cerca di portare avanti le idee del papà. Lorenzo, tu cosa ci dici? Io sono contento di questa manifestazione. L'anno scorso siamo mancati, però quest'anno abbiamo voluto rifarci e vediamo che l'andamento è buono e la nostra mission chiaramente è portare sempre più gente sul territorio. Perfetto, e va detto che le aziende che hanno una visione cercano sempre di più di creare delle esperienze, dei valori aggiunti. Questa cantina, dopo faremo una battuta anche con Alberta, sta puntando molto sulla cultura, con Alberta Bulfon che ci racconta quello che noi descriviamo come esperienza, come unire in questo caso il vino e la cultura. È un'idea unica, è un prodotto unico enoturistico e Alberta, grande appassionata di cultura, ha messo in rete questa sua idea. Ce la puoi descrivere? Sì, allora noi siamo noti in regione per aver recuperato degli antichi vitigni autoctoni e da sempre, oltre alla nostra attività vitivinicola, abbiamo cercato di attirare gli enoturristi nel territorio per il ricco patrimonio non solo enogastronomico ma anche storico-artistico. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere in loco il Pordenone. Pensate che nel 1506 ha dipinto qua il primo suo affresco e poi è ritornato a più riprese perché, come racconta il Vasari nelle vite dei grandi artisti che abbiamo avuto nel Rinascimento, è ritornato perché appunto si era rifugiato in Contado per scampare ad una pestilenza. Quindi abbiamo avuto, come ho documentato in una mostra che stiamo ospitando adesso a Cantine Aperte, la fortuna di avere il più grande pittore del Rinascimento friulano nel 1506, nel 1524 e nel 1527 in 3 chiese nel territorio comunale di Pinzano a Tagliamento e in un mulino dove nella metà del secolo scorso esisteva ancora un affresco che poi è stato staccato e portato al Museo di Conegliano Veneto. Per cui in questi pannelli che ospitiamo in occasione di Cantine Aperte 2019 si documenta appunto la presenza fortunata per noi di questo grandissimo artista. In buon Cantine Aperte. Siamo da Pittars, siamo con Nicola Pittaro e con Chiara Tuppi. Ciao. E siamo venuti da Nicola perché sappiamo che Nicola capisce, o meglio l'azienda, Nicola come coordinatore di quello che è l'enoturismo in questa azienda, capisce
come si emozionano i turisti, gli enotturisti. Allora io gli chiedo a Nicola, come si emozionano gli enotturisti? Bellissima domanda, forse dobbiamo essere noi i primi a emozionarci per dire quello che abbiamo dentro. Non è facilissimo trasmettere tutta la passione, tutto l'impegno e tutti i sacrifici anche che ci sono nel nostro mestiere, ma certamente ci riesce molto meglio facendolo con l'entusiasmo che abbiamo per fare e anche per assaporare i nostri vini. Quindi penso che sia molto semplice. Poi quando riusciamo a combinare una giornata così bella con tanta gente che è curiosa, che ha voglia di imparare e che ha voglia di assaggiare un buon vino, tutto è molto più facile. Hai ragione, la vostra passione si vede, traspare, proprio si respira arrivando qua. E quindi cosa avete organizzato per questa giornata? Quali sono le cose che proponete e perché avete scelto proprio questo? Perché so che voi di ragionamenti ne fate sempre tanti. Guarda, quest'anno abbiamo voluto mantenere e stare sempre fedeli alla formula di cantine aperte, con le visite in cantina, con il piatto cantine aperte, quindi anche per dare un po' di ristoro a chi viene in visita. Facciamo assaggiare tutti i vini, comprese le riserve e il Sauvignon, che quest'anno è stato premiato come Sauvignon migliore d'Italia. Quest'anno abbiamo voluto dedicare al nostro paesaggio, alla nostra tipicità, a quello che ci caratterizza di più anche nel nostro vigneto, l'esposizione al tagliamento. Il tagliamento è l'elemento fortissimo che abbiamo qui a due passi, quindi abbiamo organizzato delle visite in bici, dei percorsi ciclabili per esplorarlo, per andare a vedere anche più da vicino i vigneti che lo costeggiano, e un'esposizione di diversi artisti che hanno lavorato su questo tema, che proprio dal tagliamento prendono il loro materiale, i sassi, con un laboratorio di balancing che è qui alle nostre spalle, e abbiamo cercato di riflettere come e quanto sia importante questo elemento naturale per tutta la nostra pratica, che non riguarda solo il vigneto, ma in generale quanto ci trasmette la natura e quanto ci sprona anche. La natura si sente anche qui col Gracidare alla nostra sinistra, per cui voi siete veramente inseriti. Concerto per rane e rospi a fine serata. Fantastico, bellissimo. Verso il tramonto vedrai proprio che c'è il concerto. Ma senti, questa è proprio anche la vostra filosofia, questa cantina che è alle nostre spalle, perché così? Certo, fa tutto parte di un fil rouge molto forte, di una ricerca sia della salubrità in vigneto, in cantina, ma anche dell'ambiente in cui lavoriamo. La nostra struttura qui alle nostre spalle è uno degli edifici più grandi costruiti in bioedilizia nel Triveneto, una struttura completamente eco-friendly, off-grid ready, cioè indipendente dal punto di vista energetico, per noi molto importante, e chi viene a trovarci ce lo riconosce. Qui si sta bene, si respira un'atmosfera familiare, ci si prolunga anche volentieri per qualche ora la visita della cantina. È vero, è proprio vero. Ma si può venire, siamo a Cantine Aperte, no? Siete associati al movimento Turismo del Vino, da tanti anni sviluppiamo il turismo del vino. Faccio una domanda, ma se io voglio venire il prossimo sabato e domenica, cioè voglio dire, Cantine Aperte è un momento dove si cerca di enfatizzare, noi lo diciamo, è come un megafono, no? Il brand serve a spingere questi concetti, però ormai l'obiettivo è quello che Cantine Aperte avvenga tutto l'anno. Come vi organizzate voi? Cioè, cosa avviene durante l'anno nella vostra cantina sotto l'ambito enoturistico? Bravissimo Massimo, hai colto proprio nel segno. Cantine Aperte è il momento forse
che suggella il lavoro di un anno anche per l'enoturismo. È una grande festa di pubblico, è una grande festa per i nostri visitatori, ma non è l'unico momento per visitare la cantina. Noi abbiamo visite quasi ogni giorno, gruppi che vengono dall'Italia, dall'estero, ma anche semplici curiosi che vogliono venire ad assaggiare i vini e che possono prenotare una visita in cantina per vedere effettivamente da dove e come nascono i nostri vini. Quindi sempre di più cantine aperte è tutto l'anno. Noi su questo fronte siamo impegnati da diversi anni e cerchiamo di fare sempre meglio, anche portando delle cose nuove, degli eventi che vengono organizzati mensilmente, che ospitiamo nella nostra struttura, e fra qualche mese avremo ancora più potenziale, ancora più sorprese da proporvi. Eccoci arrivati anche dall'azienda Forchir. Siamo con Giulia Bianchini. Giulia, la sua famiglia, la sua azienda hanno deciso di associarsi per il primo anno al Movimento Turismo del Vino e quindi per il primo anno a fare cantine aperte, sviluppare cantine aperte, e da come i nostri collaboratori che li seguono ci dicono che vogliono puntare chiaramente anche a questo prodotto turistico che è l'enoturismo. E quindi la prima domanda che ti faccio è: come sta andando, come è andata? Dici, Giulia. Sta andando molto bene, sono contenta, c'è stata una bella affluenza di gente molto interessata, devo dire la verità, e anche tanta gente qua del territorio che magari ancora non ci conosce, perché noi siamo aperti qua da un anno soltanto, e quindi magari c'è stata una signora carinissima che mi ha detto: beh, io la cantina l'ho vista crescere perché abita proprio qua in linea d'aria, però non avevo mai avuto il coraggio di entrare. Le ho detto: signora, doveva fermarsi anche prima. No, allora oggi si è presa coraggio, è venuta, ha visitato, ha fatto anche la visita dell'azienda con me, e il resto delle persone, ho detto, molto interessate, molto carine. Bene, sono contenta. Bene, è proprio questo quello che deve accadere a cantine aperte: stimolare il turista ma anche il concittadino a andare a vedere cosa succede dentro l'azienda. Abbiamo visto che avete sviluppato anche delle idee, no? Noi cerchiamo sempre di stimolarvi a inserire dentro l'azienda delle esperienze, le chiamiamo, no? Cosa avete fatto e come sta andando anche quest'idea? Beh, una la vedete nello sfondo, è la mostra fotografica del Club Niconisti Friulani. Hanno fatto questa mostra appunto a tema natura, a tema vigneti, ed è splendida secondo me. Poi giù in cantina abbiamo Carola è la mente dietro a The Missing Piece, che è appunto questo progetto artistico. Lei è una mosaicista della scuola classica di Spilimbergo, spero di non sbagliarmi, ma riprende il mosaico in chiave moderna, e quindi usa materiali di recupero oppure della natura. Infatti adesso ci sta facendo un logo utilizzando i sassi del tagliamento, quindi i sassi bianchi del tagliamento, li sminuzza e li mescola insieme a dei vetri di Venezia. Meraviglioso. Poi mi sono inventata così, siccome il nostro vigneto è a impatto ambientale zero, quindi abbiamo la riduzione totale dei pesticidi, zero erbicidi eccetera. Il nostro, diciamo sempre, il nostro vigneto è come un giardino, allora usiamolo come giardino, e abbiamo messo degli ombrelloni e delle sdraio per prendere il sole semplicemente. Poi cosa c'è? Ci sono le visite, abbiamo il piatto cantine aperte, il bicchiere dell'Unicef, insomma un sacco di cose. Sì, stanno facendo tante cose. Non ho detto che siamo in Grave, siamo appunto nel territorio del tagliamento, quindi terreni sassosi. Come è già successo, anche altre aziende lavorano e enfatizzano il concetto del sasso, ed è bellissimo quello che stai dicendo. Qua è Spilimbergo, altra realtà importante del mondo del mosaico, quindi sempre di più le aziende stanno inserendosi nell'ambiente, andando a enfatizzare le cose, le iniziative culturali, d'arte e quant'altro, per cercare di stimolare, quindi dare un'informazione che è sì il vino, ma è quello che è legato intorno al vino. C'ho anche Chiara Tuppi, che
che è il direttore tecnico dell'agenzia, che è responsabile della produzione. Io a un certo punto vorrei che anche tu dicessi delle cose, chiedessi delle cose. Giulia, arrivando la cantina fa un impatto veramente forte, però tu hai raccontato anche il discorso di come avete deciso di gestire il vigneto. Ho visto dei fotovoltaici, allora raccontaci un po' com'è nata questa avventura che anche a giudicare dalla dimensione della cantina è una bella grande avventura. Com'è che avete fatto questa scelta, avete preso questa decisione e dove volete arrivare? Perché io vedo tanta passione in te e la percepisco e sono sicura che c'è dietro un grande progetto. Sì, allora possiamo dire che la Forchir è un'azienda con più di un secolo di storia, appunto nasce a fine 1800 a Bicinicco, vicino a Palmanova, ed è stata portata avanti appunto dalla famiglia Forchir fino agli anni 80, poi è stata rilevata da mio papà e adesso è completamente della famiglia Bianchini, quindi è Forchir della famiglia Bianchini. C'è tanta storia dietro questa azienda, ci sono tanti decenni. Questa cantina qua però appunto è stata costruita a partire dal 2014 e abbiamo voluto fare una cantina moderna, non solo dal punto di vista visivo, ma anche proprio dal modo di lavorare. Non c'è utilizzo di un'energia che non sia da fonti rinnovabili, quindi c'è solo appunto fotovoltaico, geotermico. L'impatto visivo è vero, è importante, non lo nego, e quindi abbiamo voluto una cantina che almeno l'impatto ambientale lo avesse praticamente zero, appunto perché non ha nessuna emissione inquinante. E poi c'è tutto il discorso anche appunto della conduzione dei vigneti, che appunto va verso la sostenibilità, che purtroppo è una parola un po' abusata al giorno d'oggi, però insomma noi applichiamo giorno per giorno. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.